I risparmiatori sciocchi e creduloni? O la stampa locale non li ha informati? Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine, il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla Commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. BPV Bugie Popolari Vicentine, 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiù.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai più. Professor Rodolfo Bettiolo, siamo nel suo studio di Padova in cui è appena terminata la riunione abbastanza lunga, tecnica, della cabina di regia voluta dal MEF e costituita da rappresentanti di associazioni decise proprio nell'ambito del MEF. Avete prodotto un documento finale che si basa sulla stesura iniziale dell'articolo 38 capo terzo, uso un termine un po' legale, della legge di bilancio in approvazione, e avete recepito una serie di emendamenti proposti da Lega Nord, li avete cambiati o integrati con le proposte che sono più confacenti ai voleri dei risparmiatori danneggiati. Partiamo però da un elemento. Le associazioni, anche su richiesta del MEF, hanno individuato un referente unico e hanno scelto lei per la sua professionalità e per la sua capacità tecnica. Quanto le fa onore e quanto le peserà questa incombenza? Beh, naturalmente è un incarico sempre impegnativo, spero di fare il meglio, insomma, poi non so quanto il Ministero terrà conto dell'attività che siamo disposti a dare e del contributo che vogliamo dare, insomma. Così, ma da una prima valutazione io ho assistito alle parti finali del vostro incontro, molto, molto tecnico, quindi questo è anche importante. Ho visto che poi sui punti fondamentali dell'accordo è una base di partenza, questa volta c'era una base di partenza concreta. Quindi ecco, una sua valutazione sul documento finale che avete inviato al MEF. Ma il documento finale... Che state inviando al MEF? Sì, no, valutazione positiva. Abbiamo cercato innanzitutto di salvaguardare il più possibile l'interesse dei risparmiatori, quindi suggerendo che l'eventuale percentuale di versamento sia da considerarsi un acconto e quindi senza chiudere per il futuro a possibilità di un ristoro maggiore. Ci sono state alcune annotazioni anche di natura veramente tecnica, tipo faccio riferimento al problema delle priorità che vanno spostate non dalla domanda all'ACF ma al momento della domanda del ristoro al fondo. Evidentemente in caso contrario si creerebbero diverse problematiche su queste cose. Ecco, abbiamo apprezzato il fatto che non sia stata tolta la normativa che avrebbe impedito ulteriori azioni giudiziarie nei confronti dei danneggiati, quindi questo è un aspetto molto, molto positivo a mio avviso, e speriamo poi nelle norme di attuazione che vi sia una semplificazione poi per l'accesso all'ACF. Avete anche ricompreso i risparmiatori che hanno acquistato titoli, quindi che fossero azioni e obbligazioni da banche, titoli delle banche coinvolte in questi ristori, ma che avessero acquistato titoli dalle due banche in liquidazione che sarebbero prive di interlocutore. Sì. Avete ricompreso anche questo gruppo? È una misura equitativa, perché ovviamente dove ci sia un intermediario responsabile il risparmiatore si rivolgerà all'intermediario, dove purtroppo manchi un interlocutore, la possibilità di avere un ristoro. Ecco, quello che va precisato è sempre perché nasce l'idea del fondo, che rivedi tutto sommato è stata mia fin dagli inizi. Confermo. Nasce perché si è fatto un rapido conto e si è visto che non c'era nessun patrimonio disponibile a essere aggredito, diciamo così, dai risparmiatori. Quindi senza questo fondo anche tutte le azioni legali che potessero essere instaurate, almeno nei confronti sia delle banche in liquidazione sia nei confronti degli amministratori, sarebbero alla fine inutili sotto un profilo pratico, no? Quindi può restare
ipotesi che si possono individuare altri responsabili, tipo società di revisioni, Banca d'Italia. Un parere, lei mi ha suggerito una domanda con cui chiudiamo questa intervista, sperando di farne di sempre più positive nel prossimo futuro. Quanto è importante aver stabilito un principio che in fondo era già contenuto nella legge 266, ma che questa legge che nasce dalla 205 fissa in maniera più consistente che un risparmiatore, se truffato da una banca, deve essere ristorato. È rivoluzionario, anche perché parliamo di importi consistenti in questo caso. No, indubbiamente qui noi abbiamo ottenuto un principio nuovo, perché cioè che anche l'azionista va rimborsato quando ricorrono condizioni particolari, tipo le truffe di massa. E altra condizione che direi è quella del tipo di liquidazione che è stata scelta, che ha sacrificato completamente gli azionisti. In linea di massima non è che l'azionista abbia diritto a avere dallo Stato ristoro delle perdite. Certo, questo episodio è rivoluzionario in questo senso. Qui siamo riusciti ad avere però il riconoscimento che vi è un diritto allorquando ricorrono circostanze particolari, come in definitiva la truffa di massa che è stata consumata e il sacrificio degli azionisti nelle procedure. Quindi questa è un'attuazione di massa dell'articolo 47 della Costituzione che tutela il risparmio. Esatto, quindi questa è una situazione particolare. Ecco, un'ultima battuta la dedichiamo a chi non è compreso in questo articolo, in questa legge di manovra, in questa legge di bilancio. I risparmiatori che hanno acquistato queste azioni o hanno sottoscritto obbligazioni con questo vulnus all'origine di cattiva informazione, se non di truffa, ma hanno acquistato i loro titoli da banche terze, quindi il famoso mercato subordinato. Loro come strada da percorrere hanno quella del loro intermediario, giusto? Certo, c'è un intermediario che può essere responsabile del mis-selling operato. Quindi c'è una strada anche per loro, diciamo. Questa è una strada legale già esistente e non è chiusa la porta. Sì, come dico, poi anche strade altre legali possono essere, richiamano le loro responsabilità, per esempio le società di revisione, la Banca d'Italia, la Consob, naturalmente queste Ok, la ringrazio e lei, ripeto, le auguro un buon lavoro come referente. Per la mia esperienza vedo più complicato il ruolo di tenere insieme le associazioni piuttosto che rapportarsi col MEF. Mi scusi questa battuta. No, guardi, io ho avuto anche un'esperienza, sono stato vicepresidente dell'organismo unitario dell'avvocatura. Le difficoltà non erano avere gli incontri con i politici, il ministero, ma tenere, diciamo così, il più possibile unite, che non è mai successo, le varie componenti dell'avvocatura. In bocca al lupo soprattutto per questo, perché i soci uniti possono ottenere quello che disuniti non possono mai pensare. A un certo punto gli uniti, quelli di buona volontà, si uniranno, altri che vogliono restare fuori resteranno fuori. La ringrazio. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom.